Umanesimo, sostenibilità, bellezza, solidarietà sono le parole non convenzionali che la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo ha scelto per il convegno che venerdì e sabato porterà a Padova per 2 giorni filosofi, teologi, fondazioni sociali e certo anche economisti, banchieri e politici per interrogarsi insieme sul Veneto che verrà. In mezzo ad un vento di maestrale che ha squassato a suon di pandemia, crisi e guerre tutte le certezze di un territorio che nonostante tutto continua a marciare verso la crescita, ma che ora più che mai ha bisogno di riferimenti, solidità, fondamenta. Parliamo comunque del Veneto, una regione che dalle difficoltà è sempre stata capace di uscire in maniera forte, è una regione resiliente sotto ogni profilo e l'abbiamo visto diverse volte. La banca è uno strumento di servizio, quindi a disposizione di questa capacità di crescere, di svilupparsi, di riemergere. Chiaro, ci aspettano mesi probabilmente complessi, soprattutto per le famiglie, probabilmente anche per le imprese di dimensione più piccola, però siamo attrezzati, le banche di credito cooperativo stanno facendo un po' il loro punto. In questi giorni, ragioneremo su chi siamo oggi, qual è il significato della nostra presenza, perché siamo consapevoli di rappresentare una forza molto molto importante per questa regione. Ricordiamoci che in alcuni settori abbiamo presenze molto significative, quote di mercato sopra il 20-30%, ricordo soprattutto proprio nella piccola e media impresa, nell'agricoltura, nel turismo, quindi siamo una presenza imprescindibile. Tante le suggestioni che evocano la forza di questa terra resiliente. Il convegno infatti si terrà nell'aula magna dell'Università di Padova che compie 800 anni e tornerà anche ad un altro genetriaco, quello della nascita 140 anni fa delle banche di credito cooperativo, per ritrovarne le radici e innestarle nella contemporaneità di un sistema bancario che deve tornare ad essere anche strumento sociale. Avete voluto l'università con voi? Ma abbiamo voluto un'università sia perché il periodo, essendo gli 800 anni della nascita dell'Università di Padova, ma soprattutto per rimarcare che non solo con l'Università di Padova, ma anche con tutte le altre università venete abbiamo e stiamo anche approfondendo sempre di più le collaborazioni. Abbiamo, sempre come missione quello di stare vicino accanto ai nostri clienti e alle nostre imprese, le abbiamo sempre accompagnate e quindi ci saremo anche in questo momento, ripeto, un po' complicato, ma che come altre volte ce la faremo senz'altro.